Questo video è dedicato alla mamma. Ne recitano poeti e scrittori. Ah, la mamma, l'essere che per antonomasia ti ha cresciuto, l'essere che quando ti fatto pare che non vedi un segnale. Ah, mamma, quell'essere che non dorme mai, perché da pulizia a casa non si mai bene qualcuno, che non si sa per sto qualcuno chi cazzo è. Pulizza tutte cose, qualsiasi cosa, tutto che la casa muove. Una volta mi può succedere più tardi, mi trovo spazio fuori un balcone con tutti i lenzuoli. Pulizza sempre, non si stanca mai. È come la macchina, più si muove, più fa i servizi e più si carica. Con la sua uniforme classica, comanda sì, chi ciura la coppa. La mamma, che le prima tatuaggio te la fattezza, i 5 rete in faccia. E chi di noi, amici miei, non ha fatto i conti con l'arsenale della mamma? Numero 1, un battipagno. Quando sei vicino a mamma ti è impossibile andare a cercare pure un coppierretto perché tu le vessi. 2, la cucciarella. Ma quando apriva la coppa non sapevi se era la sarza che era rimasta la domenica prima o era lo sangue due. Ti spezzava in culo con tale maestria. Io penso che la disciplina di quando ci sciaolina a Napoli c'ha la futtim. E quando capitava che la cucciarella si spezzava in culo, allora tu là ti illudevi che era tutto finito. E invece non era così. Non era capito niente. Allora i cucciarelli non forniscono mai. Ma tengono sempre qualcuno in riserva in qualche posto che mai si è scoperto. La leggenda narra che non finiranno mai le cucciarelle. La cucciarella mamma era infame. Non ti lasciava mulignare, ti lasciava in ta cascetta. E quando con maestrina ti coglieva un colpo di nervo, guarivi da ogni male. Ride diverse. Allora studiavo una divina scuola di Okuda sta tecnica. E in ultimo, non per importanza, ti facessero l'Olimpiade pure Angelo Zucca, vincesse una medaglia d'oro. Tipo stile Runinja. La mamma tiene un'abilità in due zucca. Da quando dopo tu zucca, ti viene a cercare Insta. Ti manda proprio un messaggio in coppa WhatsApp. Chi è? O zucca. Tiene proprio chiamata persa in coppa cellulare. Una volta mi posso mai scusare, ma mamma non hai. Ma c'è a te mamma giuro in da stanza. Dopo 5 minuti si mette in busta alla porta. Io te la pre, ris, o zuccolo, mi vai cercare, mu, e mi trovo in fronte. La mamma è che l'essere grande figlio in braccio perché tiene 45 anni e più 70 kg, se no pure un lato coccolassi. Pure se tiene le terapie, non gli ammannanza i compagni due e tre dice, ehi tutto bene mamma, quando tardi raga, sei mangiato? E le frasi che dice la mamma ne volevamo parlare. Mi sta mangiare la salute a mamma, mi sta mangiare la salute a mamma, e mamma come metti a fare se la salute già ma stai a cerena tu? La mamma è quella che ti insegna a pregare, prega a dica non ne spurcata in terra, che ti insegna le tempistiche, quando viene a tre se non viene moccata in torza, che ti insegna la logica, perché o di chi e basta. Che ti insegna le precauzioni. Cagna da mutanda perché se succede qualcosa, roba da visita e che figura ci fai? Che ti insegna l'ironia. Rire che poi ti faccio gli rire. Che ti insegna la magia. Mangia con la bocca chiusa. Ti insegna l'elasticità. Ma non mica ti sporcare tuo cuore. Che ti insegna il diritto. Come ti ha fatto a così ti distruggo. Che ti insegna la chirurgia. Ti dà chiappa, ti faccio un musso a così. Che ti insegna la natura del tempo. Ma che hai pigliata notte poi ora? Ma nonostante tutto, di mamma ce n'è una sola, perché mamma è la prima parola che dirai nella vita, ma l'ultima che dimenticherai, perché l'amore di mamma è una ricchezza, e come mare non fornisce mai. Auguri a tutte le mamme.